Forte presa di posizione della FIC CGIL Sicilia in merito all'abolizione dei test d'ingresso dell'università. La CGIL di Palermo, Regione Sicilia, chiede l'abolizione dei test d'ingresso all'università. Gli studenti devono avere la possibilità di accedervi liberamente senza dover essere costretti a sostenere corsi di preparazione costosissimi e senza sottoporsi a prove selettive improponibili. Lo dice Adriano Rizza, segretario regionale della FLC CGIL Sicilia. È emblematico, continua Rizza, il caso del test di medicina, che in Sicilia è stato superato da meno della metà dei candidati, per la precisione del 47,6%, mentre a livello nazionale abbiamo una percentuale del 50,8%, percentuali bassissime, secondo il segretario della CGIL regionale siciliana, che non possono essere imputati alla responsabilità esclusiva dei candidati. È evidente che il meccanismo non funziona, i test richiedono un livello di preparazione troppo specifico e dettagliato. Non tutte le famiglie, argomenta Rizza, possono permettersi di affrontare le ingenti spese che richiedono percorsi di preparazione alle prove. Questo vale soprattutto al sud, dove molte famiglie vivono in situazioni di difficoltà economica. Come FLC CGIL, conclude Rizza, riteniamo che l'accesso all'università debba essere libero e il diritto all'istruzione deve essere garantito a tutti senza alcun limite.